e bene agattados. Oggi un'altra puntata di Storias, oggi cercamos de contare esas questioni che valen più di importo o che sono curiosas. Questioni che sono di interesse e che tocca di ischire o de fare ischire. Oggi questionamos de poesia. Lo facciamo con una femmina de Gabbale, una poetessa affamata, Anna Cristina Serra. Grazie a Cristina per essere noi, che con noi. Poi sono pochissimi che non la conoscono. Anna Cristina Serra è nascita a Santo Basile in Monte, una indichetta di Susarrabus, e vive del Castello da anni. Ha scritto varias operas, Sufrago e Suentu, Follas, Belle Battu, Luna Cantadora, Lentore, Salientu, Leonora una visione. Ha vinto il premio Ormeda, Ozieri, Miralino Pira, Santo Antoni de sua mammoiata, Raimundo Piras, Peppino Mereu, Città de Tattari, su premio internazionale di Milano. In su 2020 ha rappresentato la Sardegna e il suo premio in su festival Stanza, Scotland's International Poetry, della città di St. Andrews in Scozia, una intrasor festival più importante dell'Europa e del mondo intero. E Cristina, contanos un poco, prima di entrare in incontro di poesia della vita tua, come te fai a piscina, o hai studiato, e te ammento arde la piscina tua? Ma devo, insomma, io mi ricordo da quando ero appunto più piccola, è una bella piscina, dove mia, insomma, babbo mio era pastore, mamma si occupava di questa famiglia, come ti si vede tanto. E studiavo poi invece, come ti si può dire, me le davo appusti di tutto questo imparo e proprio sta grande, come ti si può dire, questa cosa funguta che riesce da fuori da questi ambienti agropastorali che non sempre esibiti, che questo è fuori da mia, è ancora. E imparos manos dei feminas, a partire da mamma mia, iaia mia, una zia cantadora che venia, zionoria, e in pruso tutto i femmina del Biginau e ammaniendo tutto i femmina del Saida, perché si formata sai che si narrava, mi lì no vita da zerriata alla scuola impropria, no, perché lui tenia sta modo di imparare. Non scelte su chi debbia imparare, di scendere in domo, come tentando fuori ad una buona massaia, ma su chi ti serviva, da su bagaglio che ti serviva per la vita. Poi sì, come si può dire, cioè una femmina, ma una persona che sapesse vai su bene poesia e poesia troppo ecco, da questo mi ricordo. Poi certo, quando tu sei pipia non lo so. Non lo comprendi? No, non lo comprendi. Se poi invece se commenti cresci, certe cose da storia a piegare i dingoni, perché a gusto si stetta sa regine. E tocca da tornare grazie a questo, lo faccio ogni anno. Come te vi questa vita in vita a minore? Furia da sta cosa più bella, così no, sta cosa più bella perché capire questa villa di tutto. So che tu io volevo andare a casa all'uomo, ma tu non sei spantata che non ti biria, da tutta scegliere che tu io ad altra, sai che vorrei andare villendo a pizzo di due. Furia una vita certo di semplicità, di non deponai ma quanto per riguardo la mia di poverezza, perché di poverezza non dopo con noi, questa verità, cioè si chiamerò la non da poco noto forse si pensa se potete che tenere auso cosa più importante da tenere auso e stoi che sa cattauso di su che sa manca da che tenere troppo però forse non tenere uso su che si caringia su loro a noi questo non sa mancata ecco si poteva mancare un pezzo di arroba in pruso inciungiasta poi festas però su chi tenia sta pensa se preso non manca questa famiglia, sul senso della famiglia. No, poi nuda, poi volete una cosa comparzia con i altri, come furia da scegliere questa vita, invece soi fendo questo paragone con su chi è stoi e spippio di oggi, con chi ne funti, con questo telefonino, sempre le volte, con questa televisione. Funti in un altro mondo, a me mi pare di essere vivendo in noi un'altra realtà. Babbo tu, come ti vedi in questo domo, in questo conto di femmina, come ti vedi quest'uomine? No, babbo mio è un uomo troppo buono, nel senso che fuori a mamma, sai che governa tutto, mancai
come te che si può dire, ai soggetti di saida, di tanto festa fuori a babbo, no? Però io su voi vorrei da già esempio me da Susato, vorrei da non sempre, e dunque fuori a mamma sa che ha pesato sa famiglia, sa figura del babbo, però vorrei proprio intanto un uomo di grande onestà, di grande presenza, come ti devo Magari non come da Peraula, non con Peraula Armeda, no, forse sì. no, però a modo suo vorrei affettuoso, no, certo, tanto so, figurati, non si narrata, mica ti ollo bene, però si è dimostrata. Invece sei scelti, ecco, una cosa che devo mi ricordo è questa, sa differenza fra sa di del fatto e sa festa, quando vuoi a festa, vuoi a festa. E questo lavoro, no, ti ha aiutata a segnalare un momento non Dio, non che è stata tutto vario. E poi babbo voleva sottostimare cantatori, che doveva cantare cantatori, e voleva finire sei gusto che mamma mancai tenia sempre certo per cosa vai, voleva questo che contata a sconto, a basciata appunto questa zia mia, zia Onoria, che voleva una cantatora apprezzata a me, stimata e riveria a me da Saida, ancora se da ricordanta. E quando essa veniva da dopo tutte le feste, su Domenico, ma insomma tra di pure, quando con babbo si venivano a contare questo voglia di Aici, questa rete viene da noi, ma da ricorda se voglia succede un vita. Ed io tanto insomma ricordo che si ascoltavo però non ma tutta questione sempre le proprie cose. Oggi tu sei a voglia. A me dice che raccontai queste cose. Tu devi scrivere in sardo frasi scerau o te nasci di aici naturale? No, devo a questa verità ti ho cominciato con il gioco. E poi invece mi sono accattata che questa cosa che mi ha cambiato la vita, che mi ha donato, forse proprio voi che comincia con il gioco e non perché ti ha dato l'imposto che qualcuno. Volevo un'esigenza pure però a questa verità, ho avuto un'esigenza. E dopo se sta mostrando come uno muore che poi non ti posso dare mai. In questa pizzinia, quando hai compreso che questa poesia vede entrata in suo cuore, in sue entragne, sei fidi una cosa posa vita? Ma forse se questa pizzinia non è facile, prendi poi ti ottieni se con chi ti confrontai. Tanto quando poi siamo andati, certo mi piace la devozionale, mi piace la castia, uno cresce grosso, uno scurica grosso, ma tutte queste cose quando ti stiano con i amici da mia, mi canta, insomma, non va a essere, non proprio come ti hai e quindi insomma, non è una cosa che può comprendere tanto, sono più secondo me non lo comprende. Dopo dentro sa buona sorte da tenere una maestra e una buona meta, Lucia Merella, signora Lucia Merella, che ha di accompagnato, ecco, quest'anima un poco Artistica. ma pensa se un poco dispersa, ecco, che non usciria, tanto questa mi ha sempre in parte del rilievo quando vi ho su recitas, mi ha regalato anche un libro, ha proprio tornando ai caringiau questa parte, pari a questa zia mia, ma insomma però bella questa cosa di una mastra sensibile. Sì, sensibile, mai dentro pregiudizio massimamente in confronto di questa lingua. A me mi gusta ma aiutato a me, perché io quando sono andata in scuola, in elementari, se non è che stiamo in italiano, che stiamo in sardo, forse senza scuola, se è andata a pensare a Sasillo, però non dopo che stiamo in sardo, giocavo in sardo, quindi no, l'italiano lo imparavo in scuola e essa non ha mai detto, per esempio a fratello mio, insomma, essa lo vedeva, doveva porre in mano quando una raga anche un fuoco sopra essa messa. Sì, infatti mamma doveva andare proprio per questo motivo, hanno chiesto che Diana da uno, insomma, poi ti ha dato mancato di rispetto, ma non si permette a proso, di ok, ma cosa sai, cioè, mischino, io sono ballando su Satto, quindi quando mangiando c'è stata su Satto, poi è andata a fare a scuola, quindi, insomma, mamma gustò.
Tu conta sempre, da come c'è no, potendo sta buona sorte da dare una bella mais. Tanto eu credo che a pesar di filhos in sardo sia da un diritto un soro di conoscere la lingua nostra e un dovere nostro di ritornare questa azienda che ci aiuta da, no, che è una cosa che si fa di non tanti scetti per la lingua, ma per isso, per ritornare una ina differente, per crescere più compriuso, più uscitoso. Infatti una cosa che la regione autonoma della Sardegna si assessorava a questa cultura e sul servizio della lingua sarda ha fatto un manifesto, no, è più che questione a usare è più bilingue punti per usare bistos, perché questa è la verità, di questo noi riusciremo vincersi scientificamente, non c'è tipo sentito e poi amore, poi stima che ne può salire, ma poi funti vendi antivatto, già da un vago studios a pezzo di gusto, che in tanti bentucavo, proprio in tanti sociali, dato pregiudizio che ci viene da prima, che impara sul sardo, non si impara bene italiano e tutto questa sfrauas. Invece se no, in moi, o merito quello di questa professoressa Antonella Sorace, che è italiana, ma è professoressa in Università di Edimburgo, non so, è un scipio che è tutto il contrario. Cachini si vesa da bilingue, tenidi atrasa inasa può affrontare questa vita, non c'è in materia di lingua, in materia proprio de cammino, del suo cammino su che da più va in questa lingua, quindi io credo che sia da io voglio un vuoto, ma deve essere proprio una cosa a pesare scelto un sardo, esti uno dovere. Quando hai cominciato a comprendere che questa fissando la tua, quando hai cominciato a scrivere, come ti nasce da questa cosa? Tanto, sai scrivere, io sono pago sempre, i primi amori, questa poesia dedicata, insomma, all'amore del momento. Però no, quando dopo comprendi dopo cominciavo e quando proprio pubblico un annuncio sul giornale che io da un concorso letterario e serioso mai dicendo insomma canta sta mia che poi di dopo nai sto suggerei ecco di dove nai poi da Susarra cosa sapevo e su parte mari. E invece stai da mia e sta parte in monti e a confini Vurunsa la cananti Vurunsa 300 e dunque a me tannanta che 300 altro che suggerire però è sta la cana ma che lui anda a vita non a gatta manco carattere antropologico su testa 300 gatta procurso de suggerire sì secondo me plus a parte in monte sì secondo me a due questa appartenenza, però anche sempre frequentato la gente, tutte cose amministrative, azzardori, senobri, quindi insomma. Quindi noi ero un concorso letterario serioso, da Puliggio, e a comandare una cosa, che, forse non offriamo anche una poesia, però un pensamento proprio questa idea mia. E tanto sono una mantesenahavo, poi con a Paolo Villonca, a Fernando Velia, Faustino Onnis e Rita Casula, dove orientare in saggiuria. Poi, Dengune si sta mettendo un mondo, tento un incoraggiamento medesimo, insomma, sicuramente da parte di Paolo. Ti ha aiutato proprio a comprendere che podia che podia vai, che avrei una cosa che devi affinare, tengo ancora sta litra che mi ha scritto appena lì già sono questa sfuello che io mandassi io, su che da giocare, che insomma, proprio un'istrina di oro, di diamanti, proprio una litra che ha posto un vago proprio sul fondamento. Una cosa che poteva fare è canciato in un mondo che si occupa di gusto. Poi Tadeo ha sempre bio e finza se è abitato un po' una sorta mia scantatori ma cancia finza se una traduzione scritta c'è tutto questo sa scuola non sono dannato quindi devo a toppare questo mondo denguni tutto è come che vessa d'estate una cosa scritta poco noto esprumano benvenuto Lovena Cicci Tommasa la Giovanni Maria Cherchi insomma professor Tanda
tonino rubato, cioè gusto che escommente non riuscivo, vai un esempio di uno che piace da giocare a palloni è stato via a Dybala, insomma non riuscirò non sprumano. Su spirumano, è un bello conto, questo è un conto de a tobior bonos, con persona sensibile, una mastra. Sì. Prima di tutto in domo. Sì, prima di tutto un domo. In domo. Certo. Una mastra, mastro bonos. Sì. E chi è convinto a fare poesia in sardo, ambienta gatta, da. Sul mondo cambiato, penso, Vinzas essa in ida dei social, no? Indullenti, a chi ne si indiana volle occupare, poi se pensa seriamente non riuscivo a fare però un percorso differente, perché non lo mai visto, mi dispiace, dopo in ogni modo due punti che lui su scicasa e deve uscire con due punti e su spodisi ligi, frequentare in questa maniera. Ma una cosa è all'Igi su che ha descritto Ciccitu Masala, una cosa è stare in Isogoso e ad un tendi che stia, un'altra cosa, benvenuto, l'opina su proprio, è stato un Ligi, per carità, le emozioni passano su proprio, perché se questa rende la gente veramente steddoso. Poi c'ha di in italiano si dannai, troppa scontatezza, troppo gente, vanità delle vanità, troppo, ecco, danno un vago, stiamo però generalizzando, stiamo unendo delle cose, perché da una parte i social hanno un po' di funzionare bene pure, dipende da che ne tu su manisce, da Deo, bio, gente che si nata, che è poi poeta, poetessa, ma non su e tutto, scrive una cosa che insomma altro, come che essere uso e tutto, che va con di comprendere, di nanto mi piace, tanto che tu divonesi 1000 like, questo automaticamente essere una poetessa, una poeta, non funziona a gai. No. Però devo dentro un rapporto non pago come tennai, non riuscì che sia da strano, oppure che sia prodotto su di con questa scrittura. Chi la so vai uno che da issa e quindi avetto su tempo, su ogni cosa nasce quando su tempo su. Poi secondo me questa poesia non viaggia per argomento, viaggia per canali che si sciaratissa e quindi devo riporre commenti. Quando che stiamo di poesia, ischimos che uno va su un mondo diviso tra i poeti e i cantatori. Ah, sì. Tu come te la iesi questa cosa? Ma vi stato qualche problema con qualche cantatore o attento a buona sorte di avere amigos che hanno imparato a apprezzare quest'arte? Come ti sta andando? Sì, no, devo apprezzare ad esempio, perché tenendo mia, babbo mio, fratello mio, quindi state sempre stimato ed è quando naranta per esempio dove mamma mi ricordo che babbo fia da sobreri me la volta capitata anche una vesta, no? E dunque mamma ci dà prima come sta sempre a preparare sul logo che le pensioni spoeta sono spoeta smita non so vedi arrivare poi c'è il mondo che veniva dopo quindi devo dire fortuna manna una fortuna manna furia pippia e babbo furia d'obreri e quindi narò spoetas e poi vedi arrivai gustoso che volevo andare a Narioso come che babbo mio e tutto e andare a gusto fonte spoeta quando però andavo a scuola e studiavo poesia di altri poetas cominciavo questa cosa a minai ma poeta dei poetas che tu hai conosciuto non si indigestiona da chi ne funti poeta non si vai ma furienta pensamento su che in punti da Rosa Pillai a manna con sa coscienza Narioso di una che ha fatto un percorso no, da casa da punai che voi su dentro proprio un ammiro che ne laccana in cui lavoro una buona sorte che mi ha aiutato a diventare amica di Isus se Raimundo non ha potuto tempo su detto insomma di non frequentare però dopo frequentavo a Giuseppe me da benissimo
Eppure tutto sta ancora c'è Marieddu. Desilano, soprattutto penso se impari in giuria de Benetutti. Come ti fini questo sommer? Gai va Madors in Sì. Sardegna, che si confrontaiano con una pizzina. Sì. Come ti fini? De amore in mano, da dove non uscivo, da casa custo, ecco, è come te che lui testa stantendia, a collia, in plassada, con sillo bonus, non ha mai provato una brazzidura tra questa poesia di meditazione e questa poesia solo, che sono un'arte differente, la marolla. Che differenti. Mi adesso piace forse se di tenne uno, ma che tutte questa Ognuno te ne sa sua. però con questo puro, ecco, su uno con i demoni nareuso, dentro sempre rapporto di amistà e di collaborazione con Bruno Agus, con l'esatto lo sconosce tutto, Dionigi Bitti, con Giuseppe Porco, con Diego Porco, con Nicola Varina, insomma tutto lo frequento. Mi da prage, ecco, da punai gusto, che 60 poeta di meditazione, poeta di improvvisazione, adobbiamo di bruso, poeta, sa poesia, certo, questa è un'arte differente da Rosannai, basta capire su che narra Vittorio Angios e tutti gli altri che Paolo cita nel suo libro che ha fatto e che narra sempre, no? Però che poesia è sempre, no? State benvenuto Lovina che hanno improvvisata e massimamente e sono Lovina giustima meda, cioè poeta esatto, sono domanda itanata, cioè a chi ne teni di talento, a chi ne riconosci un talento, tu stima, certo, non potete stimare manco gente come dove indati i cantatori puro che fonti rimaiolus, basta che non fonti ominisi, poi tasso che ci canta Issos e che Issos pompiaiano con attenzione. Ecco, che deve essere da su dretto dei sommini e poi dopo è nato tutto satro, certo uno questo succede sia per i cantatori sia che per i poeti di meditazione. Uno non ha che poeta se non ha una tutto si anta la salsola. Ecco, esatto, e basta. Quindi io spero e con Bruno di ne offensa se avevo anche una pensamento che su Covid si lascia traballare vai anche una cosa impari poi è vero che queste sono arti differenti ma è vero pure che questa poesia è stuna e questa regina fonti gusta e sa matta è differente però la sua verità di lo stimo me e tengo proprio sa buona sorte dello sosteno amico entriamo proprio in questo scontro questo tempo malato del Covid come ti fa che trivagliare, come ti fa che intende, itte si scrive e itte si lezzinde, che poi sì. tocca a delezze, può essere un buono poeta, penso che uno debba sempre seguire a lezze e meta, sei curioso. Sì, è la nostra verità, devo questa cosa del suo Covid, tanto una cosa è che tinerenti a iscrivere su Podemma, cioè un temma, no? Su Covid, eta est, un'altra cosa è stata lasciare in gabbia ai due, ed è una cosa che poi leggere nei giornali, che è una cosa che appartiene a questo tempo, insomma questa poesia non dipende dai tempi, quindi questa poesia bocca a pizzo di questa cosa, e che anche nota è finza come pennai, un trucco del mestiere, a questione di su che succede, di poi ci potesi in altre questioni. Sì, quindi io penso che ognuno di noi debba da prima volta ascoltare ai suoi tutto e non se vai toccare in ogni modo ingabbiare proprio di su che succede in fuori, perché su Covid, cioè sa quotidianità. Dicono giornale, ascolto la televisione, faccio gusto, cioè. Un amore di avanzuro. Ecco, tanto pronto che stiamo a prose sprazzi, nada tanto sembra che di questione uso oltre, insomma, quindi questo è ciò che penso è. Mi intendi una poetessa, non riuscivo a dire su fuori poesia e sono fuori umano. Una parola troppo grande, come fai tu a dirlo tu? Mi pare sempre una cosa troppo umana,
e mi pare sempre un miracolo invece se andare a fare anche una cosa, a scrivere una cosa che mi piace. La poesia è l'essenza, no? Tu puoi dire in una poesia su chi sta nai, cioè puoi comunicare queste emozioni che sta voglendo con una pariga di versos, che non deve si spiegare, c'è da volle un libro, no? Quindi, è questa cosa che funziona, questa cosa che funziona secondo me è proprio questa emozione che questa poesia tiene di un canale emozionale diverso, più diretto, e poi è un mistero vero. Aissa. Tutto passata. Is acquas anse rio, e nós in cielo, suento, sobre tutto. Suerano vrorio, si stadi grassa e prena, s'attongiu, con i nottis del lugori. Tutto passata, sa frodio e sa bellezza, sa sciala, s'arriso con suo gioco, su pranto, su dispregeri, e tutto canto vari di assomini che non passiti mai. Passa sa vita, sempre plena di agios, e passant con sa idade che voi sorrungiata e viso bello meus. Ma sa stima mia vodue, prenda stimata, non passa mai. Ma con un libro di importo bello che ha fatto Lentore. Chi sta andando un vago di questo libro? Tanto Lentore è su libro che devo a Puofio veramente, su un coesato fontinaccio, sono vago per combinazioni, singoli uno per una sortata, se no su primo che ha pubblicato un asilo che ha vinto su Michelangelo Pira, su secondo Franco Madao quando ci voleva edizione, insomma le edizioni Floria, se è stato il professor Tanda che ha avuto appunto una cosa mia, la biblioteca di Babele. Questo invece è un libro che devo a Puofio, a particolare con Mimmi Voro, poi testi un libro di amore, ma di un amore in assenza, Bonai che quando doiesti su uno sentito di aver funduto chieni di forze del logos che non sono, insomma, non conoscevo, che sono un mistero, ma anche questa persona che assistimavo e che da accompagnavo tant'anni avrà sempre. Questi stettio un grande miracolo che si riesce a pensare vai, ecco, però questo è in pago suedros o lentore, se dopo fatto con un editore, con il puro non dico che è religious, forse se non gli ho preso questo vai conosce un altro. Come tu Arnaldo se cresci in un momento una stento buona sorte a me da vinsas in si scuola si può fare qualche cosa certo, si può fare in meda in scuola, non anche una cosa in scuola si può fare in meda poeta nemus manco a che ne scrive in altra lingua potete andare a scuola di poesia, però potete imparare questa tecnica e potete essere educati a su fuoco poetico e tanto tengone potete nascere le cose. E noi se vai troppo pago su che se vai e lasciamo su un prodotto di votas a sa buona volontà dei maestros o insomma dei professori a secondo del suo grado di scuola che tu sei frequentando, ma se fai troppo pago non cade un azzurro non vado un azzurro di scuola di suo programma no anzi sì. Penso da una scuola non lo so, ma insomma dubbio da uno prima aveva provato che anche un'esperienza, che anche un laboratorio,
però non basta, ecco, non potete essere lasciato a sua volontà di chi ne vuole fare. Deve essere una cosa, lui appartiene a una terra, a un popolo che tiene una tradizione, una lingua e grazie a Dio tiene cosa medas, tanto non potete essere lasciato questa improvvisazione, deve essere, cioè, questa politica si deve fare carico, o se no non ti deve manco questionare, perché non si deve prendere questa ucca, questa cultura sarda, di questo e dell'altro, quando vedo mandare che conoscete il suo nome che è anche un poeta. No, da oggi volevo questa... Questa domanda. Sì, questa domanda, questa sfida pure, no? Uno giornalista anda da Inguni, si pone del suo consiglio regionale o insomma in il luogo della politica e si domanda da chi conosce che anche un poeta, tanti iscritti o che anche un'altra cosa. Quindi comprendo che in noi ci può dare altri problemi, ma i problemi non ci sono sempre e che tu non aiuti la gente che sta governando a tenere un'autostima, una coscienza dei suoi punti, dei suoi è questa terra, della storia che attento, della che attenni. E lui si è rendendo su meglio, no? Io penso questo, se usa su mondo, quindi si piace tutta questa cultura desatro puro, però sa nostra. Quanto per tocca invece si usardo in scuola, io penso che sia una cosa da vai e vai in dirittura. A nesabilità già è un vago si uccicendo de vai cosa come ti si spetta, dai non della sai vinza come ti estimoi su un paro di usato in scuola, sei volontario, ossia dai maestri che si preoccupano o finza se a che gestionano che sono in grado di imparare questa lingua sarda. Questo è un altro pregiudizio, la lingua sarda non è scelta questa lingua, questa poesia, o la lingua del Sarrigodo, la lingua del Savorredda, è una lingua che si deve imparare ogni dì o varie cose che vedo ogni dì e in scuola sa proprio in maniera. Dunque, se io credo che pensate moi sta fatto troppo vago, posso usarlo in scuola, se cominciando spero che questa politica linguistica che si uccichendi in qualche maniera adottos o si vai a dove hai a pari perché non è facile perché questa lingua è una cosa che si tocca su fungumi, in entranea, a tutto cantonoso e a tutto si disprage di alla sai andare anche una cosa o apprezzare su di un altro o sagattai, perché sono stato prezioso di ora, però demo innanzi noi usiamo di PS prezioso proso e a pensare quanto è importante questa lingua o ogni cosa che non so questo è sa spera e sa augurio che io usa voglio vai a questa lingua nostra e a noi tutto. Serrande, non lasciamo con un'istrina di poesia. Andava bene, tanto sottigliggio questa terra che mi inflorisi in coro, poi adesso pensa se è un augurio, che di adesso questa terra si torna a florire in suo coro di ognuno di noi commenti di minesciti. Terra che stringono in manos e che mi inflorisi in coro che accinne beranos, drommino a testa vuru accanto a mia. Tapa contai su conte mariposas, che con uno zacchi di ahas mudan tambono su tempus. Drommi, cassa scida, noi scio che sia saia voi terras dei murus arruttus, e ni mest in podera conosci su mere salugi. Drommi, che in su sonno una ragigliera, s'adannai canto mariposa convidai a vivi in domunosta. Ed è auguro, appessi uno conto, uno zacchito, una ragi de murus arruttus o una pippia, che conta canto brascias avarrantallutas in savorredda, pochi su vogu nos endimnosciata in tre notti. Grazie Anna Cristina per questa istrina e speriamo che questo tempo è difficile fino a che si abbia un altro tempo un anno buono di salute, di prosperità, di buone nuove per tutti. Certamente, grazie a tu e mi pure
augurio e su gruppo che vai tu.